parliamo al Diario della Salute di radiologia e in particolare delle nuove apparecchiature che sono a disposizione dell'unità operativa complessa di radiologia e quindi radiologia anche interventistica del reparto del Garibaldi Centro di Catania, diretto dal dottor Gianluca Galvagno. Lo andiamo a trovare. Siamo col dottor Gianluca Galvano, che è il direttore dell'unità operativa complessa di radiologia del Garibaldi Centro, l'Arnas Garibaldi qui a Catania, e quindi parliamo anche delle novità intervenute in questo reparto, perché ci eravamo già visti con il Diario della Salute in altre occasioni in passato, ma ci sono delle novità soprattutto per quanto riguarda i macchinari acquistati. Sì, ci sono, intanto ben trovati, ci sono veramente delle novità importanti per quanto riguarda l'acquisizione di apparecchiature nuove. Nell'ultimo anno sono state acquisite tramite PNRR, ma anche con fondi aziendali negli anni passati, apparecchiature di ultimissima generazione, soprattutto per quanto riguarda la diagnostica di alto livello, la risonanza magnetica, la TAC, sono stati acquisiti nuovi ecografi, un nuovo strumento per la MOC, c'è anche un nuovo mammografo, ulteriore apparecchiatura per l'interventistica, perché noi siamo un centro che si occupa di interventistica, oltre alla sala ibrida che abbiamo avuto modo di vedere l'ultima volta che ci siamo incontrati. C'è anche un nuovo arco AC, per cui veramente diamo la possibilità all'utenza di poter avere il massimo in dotazione di primo livello. Questo significa anche livello. Sveltire un po' le liste d'attesa? Sveltiamo un po' le liste d'attesa, miglioriamo la qualità delle immagini, miglioriamo il servizio to cure, e questo credo che sia veramente una cosa importante per tutta l'utenza, non soltanto per i ricoverati, ma per tanti pazienti esterni che noi eroghiamo per il sistema sanitario nazionale. So che presto ricoprirà un ruolo importante, è presidente eletto della SIS, ed è anche il rituale per un radiologo interventista. Perché? Sì, il SIS è l'acronimo che sta per la Società Italiana Studio Stroke. Io sono stato del consiglio direttivo di questa società e hanno voluto candidarmi come presidente eletto, quindi sarò presidente per il biennio 2028-2029. Come diceva, è un po' inusuale che un radiologo interventista, un neuroradiologo interventista, venga eletto presidente di una società di clinici, ma questa è dimostrazione che lo stroke si tratta sia con i farmaci, con il farmaco trombolitico, sia con le nostre procedure di interventistica endovascolare, di cui insomma abbiamo padronanza ormai da svariati anni. Ecco, a proposito allora dello stroke, approfitto della sua competenza per farci descrivere per esempio ultimamente alcuni degli interventi che avete effettuato. Sì, interventi in questo ambito sono, direi, centinaia nel corso degli ultimi anni. Noi, tra le altre cose, siamo tra i primi 10 centri in Italia per numero di trombectomie effettuate secondo un registro nazionale, si chiama registro endovascolare ICTUS. Che cos'è la trombectomia? La trombectomia è una procedura endovascolare che consente di liberare un vaso arterioso intracranico che quando chiuso dà quello che noi chiamiamo ictus, perché manda sostanzialmente a morte del tessuto cerebrale. Come intervenite? Abbiamo due possibilità. I neurologi possono intervenire tramite un farmaco che è il trombolitico, questi sono i neurologi della nostra stroke unit. Noi interveniamo per via proprio meccanica endovascolare, quindi introducendo i nostri sistemi attraverso l'arteria femorale o attraverso l'arteria radiale, raggiungiamo questo vaso chiuso e tramite un cestello, uno stent, lo andiamo a recuperare o con tecnica di tromboaspirazione lo aspiriamo e liberiamo il vaso. Questo è possibile però previa un esame diagnostico che ci consente di valutare se e come intervenire. Cosa fa scegliere per una o l'altra strada, quella farmacologica o... Ci sono dei criteri che sono ovviamente segnati e stabiliti dalle linee guida, sono fondamentalmente il timing, il tempo in cui arriva il paziente e poi alcune caratteristiche legate al tessuto cerebrale che è in ischemia, cioè se questo tessuto è ancora salvabile procediamo. Quindi operate comunque in stretta sinergia appunto anche con la stroke unit sempre del Garibaldi Centro. Del Garibaldi Centro, in sinergia con la nostra stroke unit diretta dal dottore Sicurella e ovviamente con tutta la sinergia dei medici di pronto soccorso, ovviamente certo, della rianimazione. Poi ci sono anche altri ambiti di radiologia interventistica, ad esempio quelli delle biopsie in tecnica fusion. Che significa? Sì, questa è una novità che
viene effettuata da noi all'ospedale Garibaldi, sono per la verità pochi centri che riescono in questa tecnica, è molto particolare, consente di individuare la lesione prostatica attraverso la risonanza magnetica e poi andare a fare una biopsia mirata, quindi alla lesione stessa, fondendo le immagini di risonanza magnetica con l'ecografia. Come stiamo vedendo quindi su uno stesso schermo, da una parte la risonanza magnetica e dall'altra l'ecografia, in pratica, la radiografia? L'ecografia, risonanza magnetica dove è stata fatta la diagnosi, ecografia live dove il medico, radiologo, interventista è in grado di individuare, fondere le immagini e con un ago andare a effettuare a colpo sicuro. A colpo sicuro, sì, con precisione millimetrica. Mentre prima cosa si faceva? Prima si faceva sostanzialmente una biopsia multipla sull'organo della prostata in maniera direi random, alla ricerca ovviamente di tessuto patologico, ovviamente più fastidiosa e rischiava di essere non precisa invece come questa. Quindi questo consente anche una totale precisione nel prelievo. Attenzione anche alla formazione, è vero, dottor Galvano? Sì, formazione è uno dei nostri obiettivi. In associazione al gruppo regionale della SIRM, che è la nostra società italiana di radiologia medica a cui facciamo riferimento tutti, effettuiamo dei corsi di formazione in ambito sia diagnostico ma soprattutto interventistico. Il prossimo sarà il 27 febbraio dove il focus sarà la radiologia interventistica muscoloscheletrica e spine, quindi le patologie della colonna trattate con tecniche di radiologia interventistica. Gliel'ho già chiesto nella puntata precedente e glielo chiedo a distanza di tempo, più o meno un anno, o forse anche più, ma come vede il futuro di questo reparto anche grazie alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale? Sì, il futuro... Se intervengono. Sì, allora, il futuro è roseo, a mio avviso, sono un ottimista di natura, anche se bisogna essere realisti. L'intelligenza artificiale sta veramente, cercando di occupare quello che era il lavoro del radiologo e probabilmente in parte ci riusciranno, che in questo momento è di ausilio al radiologo interventista. Il radiologo deve cambiare un po' la propria mission per cercare di sopravvivere a questa nuova era glaciale che ci sta colpendo in maniera positiva, direi, anche soprattutto per i pazienti, per il risultato che possiamo ottenere. E questo lo può fare implementando la clinica e soprattutto, come dicevamo, integrando alla diagnostica, all'interventistica, che è questa di cui ci siamo Questa occupati. È la mission del radiologo del futuro. La mission del radiologo del futuro è sicuramente questa. Buon lavoro a tutto il suo reparto, grazie. Grazie ancora, grazie. Quando ho iniziato a studiare medicina, la radiologia veniva vista come una disciplina statica, quasi bidimensionale, non dico da fotografia, ma veniva vista come un'opportunità per conoscere il paziente là dove non riuscivo a vedere. La radiologia oggi cambia aspetto perché diventa interventistica, viene appoggiata e utilizzata insieme con l'intelligenza artificiale, diventa horizon scanning per nuove opportunità. Il campo si sta aprendo, noi siamo un ospedale, ma già immaginiamo anche le opportunità che si potranno sviluppare insieme con il territorio per la prevenzione. E in questo senso gli investimenti del PNRR, TAC, risonanze, angiografi, ecografi e mammografi permettono di dare una risposta praticamente completa. Il personale è già formato, il personale turnerà su queste nuove disponibilità strumentali e queste permetteranno anche di rispondere a supporto delle altre discipline come la chirurgia, la medicina interna, le aree critiche dell'emergenza, la neurologia, sempre con avere al centro il paziente, obiettivo vero che ci deve muovere ogni giorno.